Intanto 3 generazioni, quindi si parte già dal nonno, quindi nei primi anni del Novecento mio nonno aveva già iniziato quest'arte. Ovviamente la tradizione una volta era molto più facile perché era quasi normale, se il papà aveva un'attività, di conseguenza il figlio la seguiva. Qua forse è un po' più difficile perché bisogna imparare una tecnica, e la tecnica deve essere imparata e insegnata da giovani, molto giovani. Io ho cominciato a lavorare che avevo neanche 10 anni ed era quasi un divertimento. Ho imparato con il nonno, quindi la tecnica del nonno, dopo successivamente la tecnica del mio papà, per dopo fare la mia tecnica. Quindi ho tenuto il classico per andare a trovare qualcosa di diverso che è il moderno e fare le cose particolari che sto facendo adesso. La cosa bella è che nel 2014 mi è arrivata questa mail bellissima per poter esporre al Guggenheim di New York, e quella è stata per me come per un atleta vincere le Olimpiadi. Non è facile. Io non ho figli e quindi di conseguenza non posso neanche dirti mio figlio potrà prendere la mia strada, ma anche se avessi 10 figli sono sicuro che non avrebbero preso questa strada qua, perché sono troppo distratti da altre cose. I ragazzi adesso sono molto intelligenti, molto, però purtroppo sono distratti da tante cose, sono distratti anche da altri lavori che non sono lavori. Manca la manualità, ma forse perché è stata colpa anche nostra, della nostra generazione, non aver insegnato, però purtroppo è cambiato proprio il mondo, perché una volta mio papà mi diceva negli altri, negli anni 50 facevamo. Io non posso dire ragazzi giovani, noi negli anni 80 abbiamo fatto, perché è cambiato proprio il modo, siamo cambiati anche noi, anch'io ho sempre il telefono sotto mano, perché è cambiato proprio tutta la situazione di come o approcciarsi o anche per un lavoro nuovo. Il problema è che non ci sono anche delle strutture che possono veicolare i ragazzi giovani a queste strutture. Mancano falegnami, chi batte l'argento, il vetro, vabbè, però ovviamente dopo succedono anche delle cose molto, diciamo, ogni giorno, perché praticamente cosa c'è? Che praticamente io, se devo assumere una persona, devo fare una prova, vedere se è capace a lavorare, sì. Ma io non lo so neanche dopo un anno se è capace a lavorare, perché devo insegnargli tanto la tecnica e dopo bisogna vedere che, quindi è una cosa che il costo del lavoro è aumentato a dismisura, il costo di tutto è aumentato a dismisura. Adesso con Piero, che è un ragazzo che collabora con me, poi non mi piace parlare di dipendente, è un ragazzo che collabora con me da 25 anni, lui ha imparato, ma perché? Perché aveva fame di imparare. E ce ne sono tanti che hanno fame di imparare, il fatto è che purtroppo non riusciamo a collimare le situazioni, non è facile, un po' di follia bisogna averla, deve essere una follia sana. Io mi sento, non mi autocelebro folle, ma forse caratterialmente posso anche essere folle, ma folle bisogna vedere un po' cos'è, perché se andiamo a vedere anche la macchina va in folle e si ferma, invece il folle potrebbe fare il contrario, quindi è un ossimoro questo. Io penso che sia comunque quel qualcosa in più che ti fa fare quel qualcosa in più, anche provare, cioè io anche sui miei lavori io provo e con il rischio, questa è una follia.